L'Identitario, giornale quotidiano indipendente, cresce sempre di più. Grazie a Gigi Lista, l'editore di questo giornale, che ha fatto sì che questa iniziativa diventava realtà. Grazie al direttore Emilio Caserta e un grande grazie a Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armenio. Di dare il nostro apporto a quello che può essere un distretto culturale, un'industria culturale. Per quanto riguarda i lavori sulla TAV Torino-Lione, ne hanno parlato in pochissimi quotidiani, soprattutto a livello nazionale, e l'Indipendente scrive vi racconto una storiella. Oddio, questa è una... Vedendo la locandina dei miei corsi di napoletano, curando questa rubrica video, ma anche una rubrica scritta. Per quanto riguarda la catastrofe palestinese, infatti... Questo video andrà in onda con una serie di beep e io stesso sarò costretto ad utilizzare una lingua. Geopolitica, tematiche sociali, la questione Israele-Palestina, ristoro napoletano, arte, storia, cultura e la lingua napoletana. L'Identitario quotidiano indipendente è stato creato per far sì che l'identità napoletana venga messa in primo piano. Tante persone hanno cercato di inserirsi nell'identitario, ma se non c'è mentalità, identità e senso d'appartenenza, noi ne bulimmo proprio. Il nostro giornale sta cercando di dare voce a chi non l'ha mai avuta. Si chiama libertà di stampa, cosa che non accade oggi. Iscrivetevi alle nostre pagine Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dateci una mano a divulgare la verità e l'identità napoletana.